Si accende l'estate musicale nello scenario storico e straordinario della Basilica Patriarcale di Aquileia. 9 appuntamenti per i concerti in Basilica 2023 in un ponte di musica transfrontaliero che si spingerà anche a Grado e nel santuario del Monte Santo in Slovenia. I concerti in Basilica, che ormai hanno diversi anni di esperienza, uniscono straordinariamente l'arte della musica con l'arte figurativa e l'architettura. C'è quindi la possibilità per chi viene di poter esercitare l'organo della vista contemplando le meraviglie di questa basilica che affonda le sue radici storiche a oltre 1700 anni fa, e insieme l'arte dell'udito con cori, orchestre e maestri di musica d'organo che hanno un alto livello e soprattutto coinvolgono la realtà giovanile, perché per noi è molto importante che la musica possa far conoscere anche queste nuove attività, queste nuove leve che permettono a tutti di poter gustare ancora di più questa grande arte. Quest'anno poi abbiamo due caratteristiche particolari: una è quella di legarci molto al mondo sloveno. Ci saranno due concerti che verranno svolti sia nella Basilica di Aquileia che nel santuario di Sveta Gora, Montesanto, sopra Gorizia, proprio anche per sottolineare questa preparazione verso il grande evento della Capitale Europea della Cultura 2025. E la seconda attenzione sarà un po' quella alla inclusività e all'accessibilità, cioè il fatto che questi concerti possano essere accessibili anche a chi non vede, a chi non sente e a chi ha delle difficoltà per camminare. Questo rientra all'interno di un progetto molto importante che la nostra Basilica vuole portare avanti grazie anche al sostegno e all'aiuto della Regione, per far sì che ciò che è sito UNESCO, cioè patrimonio dell'umanità, possa essere veramente patrimonio di tutti, nessuno escluso. Sì, l'importanza è molteplice perché consente di riscoprire dei luoghi straordinari come per esempio la Basilica di Aquileia e di aprirli a degli eventi culturali di qualità come i concerti che ospiterà questa rassegna, che peraltro quest'anno si apre al territorio e quindi uscirà dai luoghi consueti della Basilica per abbracciare il territorio e per arrivare fino in Slovenia, anche in vista dell'evento fondamentale per la nostra regione di Gorizia e Nova Gorica, che è capitale europea della cultura nel 2025. Sindaco, si riparte con grandi iniziative, no? Per quanto riguarda Aquileia, una volta Porta d'Oriente incastonata nella Mitteleuropa. Assolutamente, e sulla base di questo tutte le progettualità che assieme agli enti condividiamo, gli enti che insistono sul territorio, che gestiscono il nostro grande patrimonio culturale, diciamo ci rifacciamo a questa grande eredità culturale. I concerti della Basilica, la stagione concertistica estiva, ormai sono un punto fermo di quella che è l'offerta culturale della nostra regione, ma non solo, di un territorio molto più esteso che è quello della Mitteleuropa. Cosa dire di questi concerti? Sono l'espressione, sono la vera sintesi di tutto quello che Aquileia è. Musica, cultura, grande spiritualità all'interno di un luogo che parla da solo di quella che è la grande storia e sono le grandi sfide anche del futuro che Aquileia si pone giornalmente per raggiungere quello che è un grande pubblico, ma pensando sempre a quelle che sono le sue origini.